Un buongiorno a tutti, un benvenuti, un grazie a chi è qui per assistere a questa presentazione, un grazie particolare va dato chiaramente all'autore Nicola Vegro del libro Antonio Segreto e dopo approfondiremo. Un grazie a padre comunque anche Luciano Bertazzo, preside dell'Istituto Teologico Sant'Antonio e direttore del Centro Studi Antoniani, e un grazie anche alla presenza di padre Massimiliano Patassini, direttore dell'editoriale del Messaggero di Padova. Un grazie perché credo che oggi sia assolutamente molto interessante, molto importante quello che andremo ad ascoltare. Nicola Vegro, autore di questo singolarissimo romanzo, peraltro basato su documenti e testimonianze certe, che presentiamo oggi qui a Palazzo Ferrofini. Antonio Segreto, un romanzo con il quale entriamo in contatto con una delle figure più complesse del 200 europeo e del primo francescanesimo Antonio da Lisbona, oppure Antonio da Forlì, come si legge in alcuni documenti dell'epoca. Per i più Antonio da Padova, uno dei santi più popolari. Al secolo Fernando di Martino di Buglione, nato a Lisbona, sacerdote agostiniano, poi passato al pauperesimo francescano con il nome di Antonio, che nel suo etimo etrusco conserva lo stesso significato di Fernando, coraggioso, inestimabile, che combatte per la pace. Nato sul fine dell'undicesimo secolo, Fernando visse i decenni di uno dei momenti di transizione epocali della storia europea, segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali, storici e religiosi, economici e politici. L'autunno del feudalesimo e la nascita dei comuni e delle società urbane, la trasformazione della produzione agricola e il conseguente sviluppo del commercio, specialmente via mare. La nascente borghesia che si aggiunge alle già presenti classi dei cavalieri, dei nobili, del clero. La stessa Chiesa sta vivendo una trasformazione tumultuosa di rinnovamento spirituale, culturale e artistico, con il forte richiamo alle origini della fede evangelica, la costruzione di cattedrali di stile gotico che si pongono al centro delle città e attorno alle quali gravitano le nuove attività sociali. La coincidenza di grandi papi come Innocenzo III e Gregorio IX, noti sia per la difesa del potere della Chiesa e sia per l'attuazione della grande riforma ab imis della cristianità, come mostrano la nascita di ordini contemplativi come i cistercensi, gli apostolici, come i canonici regolari di Sant'Agostino e in particolare gli ordini mendicanti dei domenicani e infine per l'appunto dei francescani. Ecco Antonio da Padova. È uomo del suo tempo, un sacerdote che abbandona l'abito di lana degli agostiniani per indossare il saio. È l'uomo che vede nella sfida francescana la riforma non solo della Chiesa in senso stretto, ma dell'Ecclesia, cioè, secondo l'etimo greco dell'Assemblea Popolare, alle sfide del proprio tempo. Francesco aveva riposto con la credibilità pauperista che nasceva dall'interpretazione sineglossa dei Vangeli. E Antonio rimarrà affascinato da quello che sarà per lui il maestro, cioè Francesco, del quale riproduce dei suoi sermoni nell'amore predicato e praticato, la fraternità cosmica del cantico di frate, sole in cui esaltano i beni comuni invisibili, fratello vento, l'aria, il cielo, sorella acqua, umile, preziosa e pura, la madre terra, nella quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti, con coloriti fiori et erba. Un messaggio di travolgente contemporaneità, se consideriamo poi quel pauperismo francescano che spingerà Antonio a combattere per primo gli usurai, ponendo i presupposti dello slancio francescano nella costituzione dei monti di pietà, e che i minoriti realizzeranno nella seconda metà del 400. Antonio sa parlare alla mente, al cuore, alla povera gente come dei pontefici ed è singolarissima questa figura di intellettuale che sa conquistare gli umili e i potenti. Antonio Segreto, un intellettuale di rara portata, come ben intuisce subito Francesco, che come sappiamo voleva che i suoi frati si dedicassero con prudenza allo studio della teologia.
Non a caso ordinò a frate Antonio di insegnare la teologia, ma ad un patto, come leggiamo negli scritti di San Francesco. Approvo che tu insegni sacra teologia ai fratelli, purché in questo studio tu non spenga lo spirito di orazione e devozione, come è stabilito nella regola. Non a caso Antonio passò da una città universitaria all'altra, da Bologna a Montpellier e Tolosa, privilegiando infine Padova, dove scrisse i suoi sermones, l'opera di carattere religioso più importante del Medioevo, scritta a Padova. Ma in questo andare di università in università noi troviamo un tratto singolarissimo di questo sacerdote dottore della Chiesa, perché queste città, allora come oggi, erano luogo di aggregazione di giovani, cioè delle forze innovatrici con le quali Antonio, in anni di profonda rivoluzione, si confrontava. Padova, città universitaria, ma anche centro di quel Veneto in cui andava consolidandosi l'astro del più importante alleato di Federico II di Svevia. Lo stupor mundis che contestava apertamente il potere temporale del Papa e Zellino III da Romano. Ecco, in questo contesto che noi dobbiamo collegare Antonio Segreto. Nicola Vegro ci rileva aspetti nuovi di uno dei santi più amati, non solo del mondo cristiano, un santo che a ben vedere, in anni di cambiamenti epocali come quelli che stiamo vivendo anche oggi, è molto più vicino a noi di quanto non si pensi, ad iniziare dal suo nome. Che lo chiami Fernando o Antonio, rimane il combattente per la pace. Di questi combattenti disarmati oggi noi ne abbiamo realmente bisogno e sempre di più. Credo di aver parlato anche troppo e adesso lascerei la parola al mio collega, al consigliere Sandonà, che ha voluto la presentazione di questo libro e lo ringraziamo, e saluto anche i colleghi presenti, la consigliera Venturini e il consigliere Lorenzoni. Grazie. Grazie. Grazie al vicepresidente Francesca Zottis. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti all'autore e ai presenti in questa sala, i colleghi Elisa Venturini, che anche lei insomma ha partecipato a delle presentazioni del libro assieme con l'autore del libro, e poi Arturo Lorenzoni e anche Alberto Bozza, che era qui presente in sala. Ecco, il filo conduttore del libro sono gli aspetti, diciamo, meno conosciuti, lo dice anche il titolo, gli aspetti meno conosciuti di Sant'Antonio, quindi gli aspetti che riguardano la vita sociale, la vita, l'opera di Sant'Antonio che faceva all'interno della società quando predicava contro la corruzione, predicava contro i mali di quel tempo, quindi la corruzione, quindi l'usura, il malgoverno, la mala gestio, e sono anche degli aspetti che possiamo considerare anche in qualche misura attuali, quindi per questo è un libro molto attuale, e poi lega particolarmente la figura di Sant'Antonio a quello che è il nostro territorio. Padova, il Veneto, è una parte importante della nostra identità, non solo cristiana, ma anche l'identità come cittadini del nostro paese. Un santo che è conosciutissimo in tutto il mondo, specie in alcune aree della nostra terra, anche pensiamo al Portogallo, al Sud America, nelle aree più cristianizzate, e non a caso è definito il santo, non è definito, a volte non viene neanche definito con il nome completo come Sant'Antonio, è definito come il santo, è particolarmente legato anche con alcune ricorrenze proprio anche attuali nel nostro territorio. Pensiamo alla grande festa che viene fatta a Padova tutti gli anni, il 13 di giugno, con protagonista appunto Sant'Antonio, o la rievocazione del transito di Sant'Antonio. Ho partecipato assieme alla collega Venturini quest'anno alla partenza da Campo San Piero, è stata una rievocazione veramente eccezionale con centinaia di figuranti che sono partiti da Campo San Piero e sono arrivati fino a Padova, fino al luogo in cui appunto 13 giugno del 1231 Sant'Antonio poi si è spento all'Arcella, per poi proseguire la rievocazione del giorno poi nella Basilica del Santo. Ecco, io voglio, per chiudere, per non fare voglio
portare una testimonianza della mia famiglia. Mio bisnonno, Luigi Tombola, che era un soldato della Prima Guerra Mondiale, lui è morto il giorno di Sant'Antonio del 1916. Pensate che le ultime lettere che scriveva la mia bisnonna Elisa erano delle preghiere a Sant'Antonio. Diceva: chissà che Sant'Antonio mi protegga, perché qui è veramente un inferno. Loro non potevano dire dove erano in quel momento nel Pasubio, più precisamente il Monte Novegno, dove poi purtroppo ha trovato morte proprio il giorno di Sant'Antonio. E questa cosa, noi abbiamo scritto anche un libro in ricordo del mio bisnonno, con tutte le lettere che lui pubblicava, poi che inviava a mia bisnonna, e poi sono state anche pubblicate nel nostro libro, e veramente sono toccanti le ultime lettere, perché lui si appellava a Sant'Antonio. Quindi pensate alla forza anche spirituale, di fede, che c'era e che c'è ancora attorno a questo grandissimo santo, che poi ci rappresenta tutti noi in quell'anno poi fantastico, in quel secolo fantastico che è stato il 1200, che poi c'è stata anche la fondazione dell'Università di Padova, di cui ricorrono anche gli 800 anni quest'anno. Quindi veramente possiamo dire che è un simbolo nostro, della nostra, non solo della nostra cristianità, ma anche di tutta la nostra vita anche comune. Il santo ci appartiene, lo sentiamo come nostro, e in questo senso oggi credo che sia anche una bella giornata, una presentazione di un libro così originale anche e storico e ben dettagliato, come diceva la vicepresidente, sulla figura del santo. Grazie. Darei la parola all'autore Nicola Vegro, che così ci dà una panoramica generale. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente per l'invito, grazie al Consiglio regionale per l'ospitalità e grazie a tutti i presenti. Avevo preparato qualche diapositiva, ma adesso Francesca mi ha anticipato e bruciato tutti gli argomenti, per cui vediamo di fare una cosa molto veloce. Poi, vista l'ora, anche vi ringrazio di aver rinunciato alla pausa pranzo, no? Bene, ecco. E andiamo avanti. Guarda, allora, vediamo se funziona così, se no vado avanti a braccio. Eccoci qua. Ecco, il libro è stato presentato a Roma nell'importante appuntamento editoriale Più libri e più liberi. Ecco. Durante l'appuntamento avevo conosciuto Gigi Marzullo, consegnato il libro, e dopo averlo letto il libro gli era piaciuto talmente che mi ha chiamato subito in Rai, e nelle due serie che lui seguiva, Applausi e un libro e 1001 libro, e sono stato molto contento di essere stato suo ospite. Ritornato avevamo il calendario pieno di appuntamenti, ma il Covid ha fermato tutto, come tutti del resto ci siamo fermati anche noi. Nonostante questo, il libro ha fatto il suo percorso, è stato un buon risultato, così mi dicono dalla redazione del Messaggero, tanto che l'anno scorso è stata avviata la prima ristampa, per la prossima estate è prevista una seconda ristampa. Notizia importante poi è che l'anno scorso l'editore Paulinas Portoghesi ha acquisito i diritti, ha prodotto la traduzione in portoghese. L'estate scorsa siamo stati ospiti appunto delle Paulinas per 2 presentazioni importanti a Lisbona, terra di Antonio, patria di Antonio, e a Coimbra, dove ha eseguito i suoi studi. E notizia di qualche giorno fa, le Paulinas dicono che è stato uno dei libri più venduti dell'estate. Ecco, Antonio Segreto, ecco, come mi hanno anticipato i relatori, sappiamo molto di Antonio, ma sappiamo anche poco, nel senso che Antonio è il santo probabilmente più diffuso, che ha più fedeli nel mondo. È il santo dei record, diciamo, è il santo dei miracoli, tutti lo conosciamo sotto questo aspetto. La mia nonna, tanto per citare anche un ricordo di infanzia, quando perdeva qualcosa poi si faceva sempre riferimento ai siqueri miracola, e poi riusciva anche poi nella preghiera e nella ricerca dell'oggetto smarrito. Abbiamo detto appunto che è il santo che ha più diffusione nel mondo,
Questa qua non c'entra questa cosa, andiamo avanti, eccoci qua. Oggi siamo a parlare appunto di un giovane che si chiamava Fernando, che apparteneva ad una ricca famiglia di Boulois e che da Lisbona ha iniziato subito in giovane età diciamo la strada religiosa, indossando e appartenendo ai canonici agostiniani, e poi ha intrapreso la strada diciamo degli studi a Coimbra, dove a Santa Cruz si è formato. Qualcuno conosce che Sant'Antonio è anche il santo dei miracoli, è stato canonizzato a meno di un anno dalla morte. Ecco. Era quello che conoscevo anch'io, queste notizie che abbiamo appena detto, nel 95, quando mi era stato chiesto di di realizzare un film, e io in base a queste notizie che abbiamo adesso citato avevo avevo costruito una sceneggiatura. Poi però, passando in libreria, feci una scoperta che mi ha cambiato la vita. Proprio in quei giorni usciva in un libro un testo di padre Tollardo, che è la prima traduzione in italiano dei sermoni di Sant'Antonio. Questo è l'originale, gelosamente custodito nella biblioteca di Antoniana a Padova, ecco. E in libreria, proprio aperta qualche pagina, fui folgorato da una cosa che era del tutto inaspettata. Spero che funzioni adesso l'audio. Chiedo alla regia se mi può attivare, mi mandi l'audio di questa diapositiva. Ecco, queste sono parole originali di Sant'Antonio. I prelati del nostro tempo sono come Balaam, cioè colui che turba la gente e con la sua avarizia divora il popolo. Nella sua mano egli tiene una bilancia truccata, perché predica in un modo, ma vive in un altro. Quanti sono oggi i prelati che predicano la povertà e invece sono avari? Quanti sono oggi i prelati che predicano la castità e invece sono lussuriosi? Quanti sono oggi i prelati che predicano il digiuno e l'astinenza e invece sono ingordi e golosi? Per loro nel libro dei Proverbi viene detto un anello d'oro al naso d'un porco. Così è la donna bella ma priva di intelligenza. Così sono i preti, molli e agghindati. Sono come prostitute che si danno per danaro. Ecco, parole forti, parole che mi fecero fare un salto appunto nella sedia, e aperto il libro poi ce n'era per tutti. C'erano per i poteri forti del tempo, addirittura per le prime banche che nascevano e le figure degli usurai che imperversavano nelle nostre società e nelle nostre economie. Ecco. Capii che tutta la sceneggiatura che avevo scritto era da buttare alla luce di quel nuovo Antonio che avevo scoperto. Mi rimisi al lavoro, ripresi a scrivere la sceneggiatura. Dopo un anno era pronta. Al tempo ero a aiuto di Ermanno Olmi, avevamo appena vinto a Venezia il Leone d'Argento per Lunga vita alla signora. Quando andai in Rai per con la nuova sceneggiatura, ma furono di poche parole, mi dissero o togli certe cose o il film non lo fai, e quelle cose da togliere erano proprio quegli argomenti che erano scottanti e che riguardavano proprio le problematiche della società del tempo di Antonio come la società nostra. Ecco. Il film non lo feci, ovviamente, ero un puro, se dovessero farlo adesso direi sì, le tolgo e dopo le metterei dentro lo stesso, ma comunque al tempo mi rifiutai appunto di toglierle e non feci il film. La sceneggiatura rimase per 25 anni dentro un cassetto, e procurandomi ogni festa di Sant'Antonio, invece che un momento di gioia, un momento di dolore, perché era il ricordo di un fallimento, per cui è rimasto là, fino a che ho deciso di tirarlo fuori e di trasformarlo in un libro che appunto sta dando la soddisfazione nei commenti dei lettori, e io lo ritengo comunque un successo di squadra, e come ogni squadra ha il suo capitano, e a capitano di questa squadra abbiamo avuto padre Luciano Bertazzo, che ha dato la sua consulenza storica e per me è stata una fonte inesauribile di ispirazione e di suggerimenti.
Abbiamo poi in redazione del Messaggero Alberto Vela, che è stato un editor, mi è stato a fianco, sostenuto, anche lui fonte di grande ispirazione. Devo ringraziare il direttore generale padre Zamengo, e al tempo c'era anche padre Fabio Scarsato, che mi hanno dato piena fiducia e massima libertà di espressione, non sono mai intervenuti con nessun tipo di censura, anche se il libro ogni tanto va a toccare punti piuttosto spigolosi, sempre comunque con argomenti e parole di Antonio. E chi rimane poi da salutare? Qualcuno resta fuori? Beh, devo ringraziare anche la mia compagna, che tra l'altro oggi festeggiamo i 19 anni che mi sopporta, mi è stato vicina 4 anni da una vera supporter, e la chiamavo signora Virgoletta perché mi ha corretto molte delle virgole, ecco. E io passerei però, faccio una pausa, io passo la parola a padre Luciano Bertazzo per chiedergli perché si può definire un romanzo storico. Bene, buongiorno a tutti quanti. Intanto grazie, anche è la prima volta che mi sento il caposquadra, ecco. No, io credo che sia un libro sofferto, ecco, nel senso che cercare di mettere assieme la parte dell'Antonio della storia, soprattutto in un momento in cui gli studi su Antonio della storia hanno avuto veramente una effervescenza accelerata, vorrei dire, dopo il 1979, quando uscì la prima edizione critica dei sermoni, e poi tutta una serie anche di centri di studi, non ultimo il Centro Studi Antoniani della Basilica, ha ripercorso veramente quello che è stato l'Antonio della storia, e che è diventato una delle figure fondamentali proprio per capire anche tutta l'evoluzione del francescanesimo delle origini, in cui Francesco e Antonio vorrei dire che si pongono quasi in un modo parallelo, non escludendosi l'uno con l'altro, ma per capire il francescanesimo come si è sviluppato storicamente dobbiamo utilizzare il codice e la storia di Antonio. E questo naturalmente veniva, non dico in collisione, ma apriva la strada ad un altro Antonio, quello della storia, fondato oggi su una riflessione storica molto approfondita, rispetto a quello appunto che è la ricezione comune di Antonio, ovvero sia l'Antonio dei miracoli, l'Antonio magico che fa ritrovare le cose perdute, come sopra appunto si diceva, e che è conosciuto soprattutto per questi aspetti. L'incontro non è mai stato scontro con Nicola, ma è sempre stato frutto di un dialogo, vorrei dire, fruttuoso, dove da una parte io insistevo per la parte appunto storica, dicevo storicamente è andata così, possiamo dire questo, dall'altra parte lasciando la libertà a un creativo, a un narratore, a uno sceneggiatore di poter costruire appunto la sua storia. E direi che il risultato finale è proprio un po' la sintesi, vorrei dire, tra certamente una storia, che è quella che in parte abbiamo descritto, una società che è in forte cambiamento, dal mondo feudale al mondo della città, dal mondo della villa, appunto, quindi con una produzione agricola, al mondo del commercio. È una società in cui questa effervescenza degli ordini mendicanti stanno cambiando tutti i parametri rispetto alle logiche, alla costruzione culturale del monachesimo esistente fino ad allora, e Antonio è proprio questa figura di passaggio, perché proviene appunto da un mondo canonicale del monastero, soprattutto pensiamo a un monastero reale come era quello di Coimbra, dove si trasferisce il quindicenne dalla periferica città di Lisbona, e rimane affascinato e abbacinato, vorrei dire, da quella esperienza radicale dei protomartiri francescani, cioè un momento in cui storicamente parliamo di questo evangelismo, cioè di questo radicalismo evangelico che emerge prepotentemente nella cristianità del tempo e di cui Francesco d'Assisi è uno degli esempi più convincenti, dove dobbiamo ricordare che Francesco d'Assisi è la punta emergente di tanti altri Franceschi presenti proprio in questo grande rinnovamento, e poi lui ci è rimasto perché la sua intuizione è diventata una istituzione. Chiudendo questo, che mi porterebbe su altri percorsi di tipo storico che forse in questo momento possono essere, però li vorrei sottolineare perché sullo sfondo di questa narrazione, di questo romanzo, c'è questo mondo.
che Nicola è riuscito appunto da par suo grazie anche all'esperienza di sceneggiatore che aveva precedentemente, a farlo diventare appunto un testo leggibilissimo. E soprattutto direi che uno dei pregi di questo è la capacità narrativa. Ecco, mi venivano in mente anche altri testi appunto che hanno avuto un grande successo, perché come una ciliegia tira l'altra, più una pagina tira l'altra, insomma, per cui diventa un flusso per cui si desidera veramente poter arrivare, accelerare, vorrei dire, la lettura, e credo che questo sia il successo più importante anche che questo tuo testo, Nicola, ha avuto. In questa proprio in questa combinazione tra lo sfondo storico e la narrazione, dove Antonio viene ripreso soprattutto per quella forza incisiva che ha nel annunciare appunto quello che è un po' la verità evangelica, ma soprattutto la credibilità evangelica nei confronti dei prelati. Noi abbiamo sentito soltanto un pezzo, ma ce n'è a molti altri non meno forti nei confronti appunto di un clero che pensa più a tosare le pecore che non a curare il gregge, come troviamo espresso appunto nei sermoni, ma anche un Antonio che interviene fortemente in quello che era in quel momento i cambiamenti anche economici, in cui i francescani, guarda caso, che hanno fatto voto di povertà, sono però quella presenza che maggiormente incidono proprio nei cambiamenti economici del tempo. Antonio, con una forte predicazione anti-usuraia, 200 anni dopo Bernardino da Siena, utilizziamo questo nome per dire tutto il movimento dell'osservanza con i monti di pietà citati precedentemente, e credo che la sintesi di tutta questa storia e della presenza anche dell'importanza storica del francescanesimo sia la lunetta che sta nel portale maggiore della Basilica del Santo, in cui nel 1452 Andrea Mantegna dipinge Antonio e Bernardino, cioè ovvero sia quei due predicatori capaci di incidere fortemente in una proposta etica nei confronti della società. Rifacendomi ad Antonio e chiudo, il capitolo 13 della Vita Prima, che viene scritta in ambiente padovano per la sua canonizzazione, c'è un pezzo dei risultati della predicazione sociale appunto di Sant'Antonio, che arriva al punto tale che alla fine di quella prolungata predicazione quaresimale, la prima che si conosca nella storia da febbraio a marzo del 1231, il Comune di Padova decide di cambiare la legislazione fortemente punitiva nei confronti dei debitori insolventi, alleggerendo appunto le pene dei debitori insolventi vittime appunto degli usurai. Se posso concludere, tra le reliquie che vengono portate importanti, quelle recuperate nel 1263 dalla ricognizione di Bonaventura e che viene portato in processione il 13 giugno, appunto a Padova, è l'indice della mano destra. Perché secondo Gregorio Magno, di cui Antonio si era nutrito moltissimo, il gesto del predicatore è, stando con i piedi per terra, ma con il dito della mano destra, con l'indice, indicare il cielo. Quindi questa, vorrei dire, osmosi fra terra e cielo, che può essere particolarmente significativo, e per chi ha modo di venire al santo nel chiostro del Beato Luca Belludi, ex Museo Civico, Lorenzo Quinn, il figlio di Anthony Quinn, nel 95 ci ha lasciato quella statua, dove invece di trovare Antonio che tiene nel braccio il bambino Gesù, è il bambino Gesù che scende dal cielo, che Antonio lo prende con una mano e con l'altra indica la terra. Quindi credo che queste sono delle iconografie particolarmente simboliche che modificano anche così l'immagine dolce, affascinante, accattivante del giovane Antonio con un bambino in braccio, che immagini che potenzialmente, inconsapevolmente producono tutta un'affettività che è uno dei frutti del miracolo di Sant'Antonio appunto nel tempo. Quanto tempo abbiamo? Vado avanti ancora un pochetto, vediamo dove arriviamo. Bene. Allora, questo è il libro. Alla fine del libro c'è un indirizzo mail dove inviare, chi ha piacere, qualche commento. E ne ho ricevuti
diversi, come un buon risultato, che ringrazio anche Padre Luciano di aver riportato. Molti si rifanno appunto alla piacevolezza della lettura e a quanto, come dire, una ciliegia tira l'altra. Ecco, molte persone dicono non vedevo l'ora di andare a casa per riprendere la lettura. Ma tra i due commenti che a me piace citare spesso, uno è questo: al termine della lettura fa piacere pensare di avere speso bene i propri soldi. Ecco, come autore mi sento molto, come dire, legato a questa frase, a questa considerazione, perché quando si è autori, nella serietà dell'autore sta un rispetto del tempo di chi ti dedica alla lettura o alla visione di un film, e specialmente anche ai soldi quando c'è un prezzo da pagare o un libro da comprare. Altro commento che mi piace portare è sono le parole di Renato De Zan in occasione di Pordenone Legge, altro importante appuntamento. E dice, in questo libro praticamente siamo di fronte ad un Antonio che non è oleografico, ma ad un santo che puzza di sudore, di fatica, di cammino e di lavoro. Ecco dunque come io ho amato rappresentare Antonio in questo libro. Un Antonio senza aureola. Mi sono permesso di togliere l'aureola a questo bel dipinto per rispecchiare quello che è l'Antonio di questo libro. È un Antonio che si guadagna l'aureola e la santità giorno dopo giorno con la fatica e lavoro. Altro commento che mi... Eccoci qua. Che mi piace di... Tutti i politici dovrebbero leggere questo libro. Ecco, qui siamo nel gota della nostra politica regionale, una tra l'altro delle regioni più importanti d'Italia, ecco, per cui abbiamo i politici più importanti d'Italia, sono qua tra noi, e mi piace dedicare anche questo commento. Poi scopriremo dopo, e anche se in parte sono già stati accennati alcuni aspetti, probabilmente perché che cosa ha suggerito questo commento. Ecco, in breve facciamo un excursus sulla vita di Antonio e un accenno che agli incontri, che sono stati davvero numerosi in questi anni nelle presentazioni in varie sedi, mancano sempre i ragazzi, mancano sempre i giovani. E qualche mese fa comunque ho avuto un bel regalo, nel senso che quest'anno ci sarà la GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà proprio a Lisbona. Ecco, in vista di questo grande appuntamento, dove sono previsti addirittura ad 1 milione, 1,5 milioni di ragazzi che arriveranno da ogni parte del mondo a Lisbona, la CEI, sono stato invitato dalla CEI a Roma per tenere 2 seminari ai formatori dei giovani, delle migliaia di giovani che partiranno come dire, con meta Lisbona. Per cui non ne ho mai avuti molti durante le presentazioni. Adesso io spero che ci saranno questi formatori che si faranno portavoce appunto del pensiero di Antonio a tutti i giovani che partiranno. E siccome il sottotitolo era per navigare in buone acque, quasi tranquille, perché non siano troppo tranquille, perché non ci porti troppa sonnolenza questo viaggio verso Lisbona, mi è piaciuto stuzzicare la discussione, ed è un pensiero che do anche a voi da portare a casa per qualche riflessione, chi e che cos'è un santo? Ecco. In questo caso mi piace riportare le parole del Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia e Pordenone, dove dice: abbiamo bisogno di santi che siano umani. Tutti siamo chiamati ad essere santi. Ecco. In questo libro Antonio è senza aureola. Papa Francesco li chiama i santi della porta accanto. Bene. Per capire il carattere di Antonio in questo libro, pensiamo all'arca del santo. Se noi facciamo una visita, probabilmente ci siamo stati tutti, ecco, e le guide e i frati stessi, quando ci accompagnano, o le guide, ci dicono che l'arca, intorno all'arca sono disposti 9 altorilievi che
e rappresentano i maggiori miracoli di Antonio. Ecco, abbiamo qui per esempio il miracolo del bambino salvato. Ecco, lungo le pareti ne sono risposti 9, ad eccezione del primo. Questo per esempio è il miracolo del piede riattaccato, ad eccezione del primo, ci dicono le guide, che narra l'episodio della vestizione del santo con l'abito francescano. Allora la mia domanda è, ma perché è lì questa rappresentazione? Se non è un miracolo, perché tra i miracoli? La risposta è perché anche questo, secondo me, è un miracolo. E di che miracolo si tratta? A me piace definirlo il miracolo della ribellione. Ecco. In quanto Antonio, abbiamo sentito prima quelle pagine che riguardano appunto la corruzione della Chiesa. Ecco. Io credo, quando ho organizzato il testo e l'impalcatura, diciamo, di questo libro, ho preso i sermoni, che sono 1000 pagine che noi ci sono rimaste, insomma, di testimonianza del pensiero di Antonio, li ho sezionati per tematiche e sono andato a mettere ogni tematica laddove il periodo delle biografie riportava l'esperienza umana di Antonio. Ecco. E noi dobbiamo pensare che a Santa Cruz di Coimbra, dove Antonio è cresciuto culturalmente e ha passato quasi 10 anni, se non sbaglio, giusto Luciano? Mi pare, ecco, ed è diventato sacerdote, e il priore di Santa Cruz era stato più volte scomunicato dal Papa, più volte, e apertamente riconosciuto colpevole di adulterio e mille ogni altra sconcezza. Ecco, figuratevi il contesto in cui questo ragazzo era cresciuto. A un certo momento, come è stato citato prima, ha un incontro che gli cambia la vita, e eccoci qua, il miracolo della ribellione, ma anche il miracolo del coraggio di cambiare radicalmente la propria vita. Adesso andiamo velocemente. Fernando, abbiamo detto, è un ragazzo di nobile famiglia, ha compiuto gli studi a Coimbra, si accinge a diventare sacerdote, lo è già diventato quando conosce 5 francescani che gli cambiano radicalmente la vita. Perché? Perché gli portano un pensiero nuovo, un nuovo modo di essere cristiani. Dicono che ad Assisi c'è una persona che ha cambiato la vita a loro, questa persona si chiama Francesco e che conduce una vita poverissima, una vita in perfetta adesione a quelli che sono i principi evangelici. Per Fernando è una rivelazione, decide di cambiare radicalmente e la sua decisione è così forte che non solo abbandona gli agostiniani per indossare il saio francescano, ma decide di cambiare addirittura il nome, vuole essere un'altra persona, si chiamerà Antonio e inizia la sua avventura. Un'avventura, adesso passerò la parola perché forse stiamo sforando con i tempi, un'avventura che lo porterà in giro per il mondo proprio come fosse una pietra che rotola, perché è sempre in balia degli avvenimenti e delle necessità della sua società. Dopo essere stato in Marocco arriverà in Sicilia, dalla Sicilia risale, arriverà ad Assisi dove parteciperà al capitolo delle Stuoie, questo grande epocale incontro dei francescani, partirà per il nord Italia, sarà il primo docente di teologia alla Università di Bologna, un'esperienza che durerà poco seppure fondamentale appunto per l'ordine, perché sarà designato ad andare in una missione speciale, diciamo, in Francia, per cercare di riconquistare la credibilità che la Chiesa sta perdendo a favore degli eretici. Ecco. Qualche tempo prima ci aveva pensato l'esercito papale a cercare di convincerli, ma nonostante avessero ottenuto circa uno sterminio di 15.000 morti in un giorno in una cittadina di Béziers, il risultato non era bastato per convertire queste persone. E ci riuscirà Antonio nella sua missione in 3 anni, dove gira la Francia per dritto e per largo, soprattutto nella parte sud, dove è molto forte la presenza catara. Torna in Italia,
è ministro provinciale, girerà tutta l'Italia del Nord per visitare e per dare un esempio, cioè per tenere alta la fiamma della fede in tutti i monasteri francescani, e arriverà a Padova, dove finalmente si fermerà. È lì che scrive i sermoni, e a Padova dove Antonio dà una grande dimostrazione di essere vicino alle persone, vicino alla gente. Ecco, come diceva padre Luciano prima, si dice che in quel periodo dove Antonio decide, nella sua dice, si propone e lo fa, di predicare durante la Quaresima e di raggiungere quel risultato proprio a favore dei debitori insolventi, io credo che la figura di Antonio si sia come dire, innescata nella nostra società veneta come un master universitario quasi. Quei 40 giorni hanno cambiato le geografie probabilmente delle persone, della testa delle persone, geografie mutate sino a dare quasi dei connotati nuovi nel DNA culturale, un DNA che si è protratto nelle generazioni e sino ad attuarsi in fenomeni come la Caritas, per esempio. La Caritas è nata a Padova. 3 anni fa Padova è stata la capitale del volontariato. Io credo che ci siano ancora queste attività di Antonio che sono dentro di noi, anche se non lo sappiamo, ma Antonio continua a vivere in noi. Ecco, chiudo e passo la parola. Grazie. Volevo però dire due parole ancora in chiusura, perché abbiamo, ve lo faccio vedere qui, vi ho detto prima che c'è l'esistenza di questo libro in portoghese, e i nostri programmi futuri sono proprio quelli che le Paulinas hanno ricevuto molti contatti dal Brasile per avere questo libro. Si sono a disposizione per la distribuzione e con il presidente De Bona, che ringrazio di essere presente, stiamo avviando una serie di contatti per portare alle nostre comunità in Brasile, e con Luciano Sandonà, il consigliere, il libro e creare occasioni di incontro e di vicinanza con le nostre comunità, con i nostri conterranei che sono in terra. Ringrazio, se dopo non parlo più, finisco i miei ringraziamenti, perché devo ringraziare la consigliera Elisa Venturini, che fin dall'inizio si è innamorata di questo libro e di queste tematiche. Devo ringraziarla anche di essere stata presente in diverse presentazioni che abbiamo fatto e di avere, come dire, perorato la causa di Antonio anche a livello dell'assessore Cristiano Corazzari, perché il libro trovi più ampia diffusione possibile, per cui grazie anche di essere qui questa mattina. Un grazie quindi insomma ai colleghi che stanno portando insomma in giro questo libro, quindi a Luciano Sandonà e alla collega Venturini, perché credo che sia stata un'occasione per tutti noi. Prima giustamente c'era un richiamo alla politica per poter vivere le parole che poi sono contenute anche nel libro e per poter in qualche modo anche provare a continuare quel cammino tracciato da Sant'Antonio. Quindi un grazie di cuore ai padri qua presenti, all'autore e anche ai colleghi per quello che stanno facendo e per quello che hanno fatto. Buon pranzo a tutti e buona giornata.